È stata inaugurata davanti al restaurato oratorio benedettino di San Valentino la 500ª edizione della Fiera Agricola di Pozzoleone. In tanti hanno voluto essere presenti al taglio del nastro di un evento che racchiude un'importanza per un territorio molto più vasto ed esteso di quello di un singolo comune, perché rappresenta l'evoluzione di una comunità attraverso mezzo millennio. Un passaggio di testimone metaforico alle giovani generazioni, vista la presenza dei bambini delle scuole di Pozzoleone. Suggestiva questa prima giornata di festa, la sfilata sino all'antico tempietto. Credo che questo sia l'esempio di come una fiera, anche di un piccolo comune, sia espressione di un intero territorio e sia espressione di una provincia, insomma. E i bambini piccoli ovviamente che sono così il domani. I bambini che ci hanno oggi colorato con i coriandoli sono loro il nostro domani, sono loro che hanno studiato quello che è accaduto qui e sono loro che hanno vissuto oggi un momento importante che ricorderanno per tutta la vita. Regione in prima linea a supportare questa 500ª Fiera Agricola di San Valentino. La fiera serve prima di tutto anche per ricordare un passato, come i nostri nonni hanno portato avanti questi territori, ma soprattutto anche per cogliere le sfide del futuro. Sfide che chiedono delle imprese all'avanguardia, pronte a superare ovviamente la concorrenza a livello internazionale, e proprio per questo come Regione nel settore agricoltura per i prossimi 6 anni avremo a disposizione 1 miliardo e 200 milioni proprio a sostegno delle nostre aziende grazie ai fondi comunitari. È un'emozione per il sindaco sentire il rintocco delle campane dell'antico oratorio. L'avevo promesso durante il mio mandato elettorale, forse anche un po' per scherzo, che con i 500 anni avremmo sentito risuonare le campane di San Valentino. Oggi le abbiamo suonate, io e i rappresentanti della Regione Veneto, affinché questa musica lietasse appunto questi giorni di festa.